E allora andiamo a parlare con i nostri ospiti, partiamo con il sindaco di Fossalta di Portogruaro, Paolo Anastasia. Questa città metropolitana, come la vedete? Ma guardi, innanzitutto vorrei ricordare che il nostro territorio non ha mai chiesto di estendere la città metropolitana fino qui da noi. In tutti i 20 anni di dibattito che ci sono stati attorno alla città metropolitana, certamente si era sempre parlato di questa istituzione con riferimento all'area centrale della provincia di Venezia. Noi nel nostro territorio siamo sempre stati interessati e legati ai temi, da un lato Regione Veneto, legge regionale 16 del 93 che ha istituito la conferenza dei sindaci nel nostro territorio, che quando è stata approvata aveva previsto anche risorse per il nostro territorio molto più importanti di quelle molto basse degli ultimi anni, e quindi semmai andrebbe rinforzata questa legge sotto il profilo delle sue risorse finanziarie. E poi noi siamo assolutamente interessati a risolvere, diciamo, il divario che nel nostro territorio si fa sentire in maniera molto pesante con la regione a statuto speciale Friuli Venezia Giulia, che è qui vicino a noi, e quindi da questo punto di vista sono sempre stati prestate grande attenzione, insomma, a questo tipo di differenza del nostro territorio, che poi ha generato anche l'approvazione del fondo Letta a livello nazionale, che sta dando contributi ai comuni di confine. Ecco, io ritengo che queste siano le cose centrali per il nostro territorio del Veneto orientale. Adesso è arrivata la, diciamo, questione della città metropolitana, rispetto alla quale noi come amministrazioni comunali dobbiamo fare, diciamo, una riflessione per, da un lato, non distruggere l'unità del Veneto orientale, dall'altro per poter chiedere all'interno della città metropolitana maggiori poteri e maggiore autonomia per il nostro territorio, senza dimenticarci che dobbiamo risolvere il problema della differenza con il Friuli, che si può risolvere soltanto o noi siamo trattati pari del Friuli, oppure si estingue il Friuli e le regioni a statuto speciale, visto che sono trascorsi molti anni dalla fine della seconda guerra mondiale. Forse le motivazioni che avevano portato all'istituzione di queste regioni sono venute sicuramente meno. Ecco, un'altra ipotesi naturalmente portata avanti soprattutto al Sindaco Maggiore, ma anche in altre realtà, è quella di un passaggio di alcuni comuni della provincia di Pordenone. Sì, ma da questo punto di vista, sa, è legittimo, i cittadini capiscono che i cittadini a qualche chilometro di distanza, a Cordovado, a Sesto Arreghen, a San Vito, hanno determinate provvidenze per la casa, per la famiglia, per il lavoro, che noi non abbiamo. Perché c'è un'autonomia lì, certo, c'è un federalismo. Diciamo che ci sono maggiori risorse, perché sì, l'autonomia può anche esserci dal punto di vista legislativo, dal punto di vista della regolamentazione dei rapporti economici o dei rapporti istituzionali. Altra cosa è dire che per l'autonomia ci sono anche molte più risorse, perché la Costituzione prevede una certa autonomia, la Costituzione non prevede esattamente tutte le risorse che sono destinate alle regioni di statuto speciale. Bene, i nostri cittadini, è logico, di queste differenze se ne rendono assolutamente conto, i cittadini, le imprese, e quindi è legittimo ormai, tra l'altro in periodi anche di difficoltà economica, immaginare che sia possibile attutire, se non azzerare, queste differenze, e quindi, che ne so, chiedere l'aggregazione. Però io mi chiedo se oggi, in tempi in cui si sta razionalizzando la struttura amministrativa generale, se si sta tentando tutti quanti insieme di risolvere i problemi economici che abbiamo come Stato italiano, se ha senso ancora, diciamo, da un lato mantenere queste differenze. Ecco, però, pensare invece ad un Veneto, esso stesso regione a statuto speciale, con, diciamo, la possibilità di trattenere una parte delle risorse per questo aspetto della specialità, insomma l'aspetto finanziario. Guardi che da questo punto di vista il tema del federalismo, indipendentemente da chi l'ha posto in Italia in maniera più o meno pesante, però il tema del federalismo è un tema che ancora dobbiamo risolvere. C'è poco da fare, parità di risorse. Guardi che abbiamo discusso per anni per i costi standard delle amministrazioni comunali, io non aspetto altro che vengano effettivamente applicati. Credo che a Roma abbiano fior di studi sulla situazione, diciamo, che presiede allo svolgimento delle attività degli enti locali. Bisognerebbe, con un grande sforzo politico e con grande anche coraggio politico, tentare di risolvere definitivamente questi problemi di diversificazione che ci sono nel nostro territorio nazionale, tentando, insomma, di dire a tutti quanti che le regole sono uguali e devono valere per tutti. Ecco. Bene, io ringrazio il sindaco Anastasia ed ora andiamo